Si prepari alla partenza immediatamente Armando Dreon, eccolo lì, lo vedo già arrivare, quindi lo facciamo salire. Lasciatemi in preview perché voglio vedere Armando Dreon che si siede vicino al nostro collega Rosario Padovano. Ecco, c'è il girello, ora è pronto Armando Dreon a sedersi e quindi a rispondere alle domande di Rosario Padovano. Una campagna elettorale questa ovviamente vissuta sulle emozioni, vissuta sulle proposizioni, sui progetti, ma anche sulle polemiche, quelle polemiche. E Dreon si siede o no? Oh, perché altrimenti non so più cosa dire. E anche sulle polemiche, perché Dreon, ragazzi, ha presentato una denuncia, mi è arrivato il comunicato stampa. Qui si getta discredito sulla lista di Dreon. Attenzione, perché io questa sera ero tentato a chiamarlo compagno, poi è arrivata una nota che mi ha detto stanno diffamando la mia lista, stanno dicendo che è una lista comunista, e quindi mi sono fermato perché dare il compagno a uno non è mica tanto facile, attenzione Dreon. Nessuna vergogna. No, appunto, ma lei perché vuole querelare chi dice che la sua lista è di sinistra? Dov'è la vergogna? Ah, dice, non è di sinistra. Direttore, guardi, da un po' di tempo circolano voci seminate e pilotate da certi ambienti teppisti, le quali tendono a discreditare la nostra lista. Ora, io non ho niente contro i comunisti, non ho niente contro i fascisti, quando si comportano bene. Siccome certi teppisti si sono comportati male, allora io le cose le devo dire per specificare e anche per assicurare i nostri elettori che hanno tutto il diritto di sapere le cose. Lo lascio nelle mani di Rosario Padovano. Vai Rosario. Sì, grazie direttore. Grazie. Lei ha parlato di teppisti che immagino non sono i teppisti dei sogni musicali, chiaramente, però ci vuole indicare chi sono questi teppisti? Ma guardi, lei lo sa che a dire delinquente qualcuno si rischia una querela. Allora io questo non lo posso dire perché la legge non me lo consente, però riferisco solo che l'ex sindaco Rabachin in quei tempi li chiamò fascistelli. Io preferisco chiamarli teppisti, però non è questo il punto è che noi vogliamo combattere con chiarezza, trasparenza per questo comune, per questo territorio, in maniera di sviluppare economia, finanza e migliorare le condizioni generali della gente. Ora, queste cose mancano e noi con convinzione parteciperemo a questo. Sì, prego. Sì, parteciperemo a questa campagna per portare avanti questi discorsi. Se poi qualcuno vuole fare qualcosa ulteriormente contro di noi è il benvenuto, noi sapremo come regolarci. 10 secondi ancora. In questi 10 secondi vorrei dire a tutti quanti: leggete le liste, capite le liste, leggete i nomi che compongono le liste. Benissimo, ringraziamo dunque Armando Dreon. Il tempo momento. Prego, c'è il direttore che vuole intervenire. Leggete le liste, non ha detto votate me, non possono i candidati. No, io ho detto leggete le liste. Leggete le liste. Sì. Leggete le liste, sì. Poi ovviamente da intelligente che è Dreon ha detto non posso dare del teppista a uno o del delinquente all'altro perché mi becca una querela. Ma ci sono sa com'è con le querele, no? I toponi ci sono che volevano dipingere di rosso Dreon e mettergli la stella rossa sulla fronte. È vero, direttore? Rosario, è vero o no? Rosario? Sì. Ah, meno male, lo dicevo, volevo. No, certo. Si riferiva alla nota. Alla nota che mi arrivò. Posso dire qualcosa, direttore? No, sono scaduti 2 minuti. No, chiedo gentilmente se posso dire qualcosa, direttore. No, ci vediamo domani alle 11 io e lei, no? Va bene, io sono contentissimo dei vostri inviti, grazie. Prego, alle 11 di mattina. Arrivederci direttore. Eccoci qua. Buona serata Grazie e buon lavoro.